Capo, 3 cavalli sulla stessa linea, si avvicina anche il Falese, la foto, zio Mario. Cosa ne sto io? Zio Mario, la foto, cazzo. Scusa, te l'ha parlato, vedrai che prima o dopo ce la facciamo questa foto. Scusa, Un bacio a zio Mario. Nino Murru, si ritorna al successo con Family Camu, una cavalla che insomma è la terza al derby, poi ha vinto la sua Maiden, ritornava oggi, se l'è dovuta sudare ma l'ha portata a casa. Ma era anche la prima volta che correva sul tracciato, quindi era un po' guardinga, guardava un po', secondo me se andava a lineare vinceva più facile, però dai, ha vinto una bella cavalla, una passistona, mi ha fatto impegnare. Senti, sembra che quasi te li hai fatti avvicinare per farla reagire in fondo. No, ha reagito da sola. Da solo. Mi avevano passato, Sì. Ha reagito da sola, ha fatto un bel gesto la cavalla. Dai. Bene, dai. Complimenti. Grazie. Mario Micheli, nuova vittoria con i colori sempre di Gino Piazza, questa scuderia faentina che in Sardegna si toglie le sue soddisfazioni. Ogni tanto sì, dai. Una cavallina che meritava, ha fatto delle belle corsette. Oggi un po' di paura c'era perché è la prima volta che correva su questa pista e poi c'erano 2 o 3 cavallini che erano pericolosi. Però è andata bene, grazie a Dio, montata alla grande da un gran fantino, perché per me il merito, ho vinto la cavalla, sì c'era, però qualcosa in più l'ha fatta il fantino. Nino Murru in questo Nino Murru, complimenti a Nino Murru. Senti, lei era terza nel derby, poi si è tolto la qualifica di Maiden subito, ritornava oggi. La stagione insomma può regalare ancora qualcosa di buono a questa cavalla. Speriamo ci sia qualche cosa che li vani. Qua abbiamo finito, non ne abbiamo altra a fondo arabo. Senti, questa ovviamente finirà, questo 2024 si candida come un prospetto di fattrice interessante. Sì, questo non temo fatica. Una bella linea, hanno galoppato tutti, sono stati tutti cavalli sempre sulla cresta dell'onda, hanno galoppato tutti, ma anni addietro, E quindi lei si lancia in razza come che può sfornare e continuare. Continuare con più tempo ledre, sì. Complimenti a Mario Micheli per questa vittoria che premia anche il tuo lavoro tra i più anziani dei tuoi colleghi. Bravo Mario, in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Accelera per portarsi a condurre prima della curva. Quando si fa questa passa un po' più con la pipa in bocca. Silvia, vieni qua. Ah no, a posto? Aspetta che mi giro di pure. Non aspettare me la Nino Murru, porti al successo per la doppia di giornata Fievel, era atteso, la quota è crollata in tutta la giornata perché molti insomma gli hanno dato fiducia appoggiata al gioco, ha dimostrato che il secondo posto con Fantastic Day insomma valeva. Se non sbaglio secondo prima in Maiden. Sì. Poi l'ultima volta secondo in una corsa dove nel Macioco vince Fantastic Day che poi è seconda a Firenze. Oggi non poteva, che la quota sarebbe un favorito. No, nulla, dicevo a Leonardo, ai proprietari, che mi è piaciuto perché è molto leggero come galoppa. Poi segue tutta l'andatura in mano, come gli ho dato la via, l'ingresso in retta, ha fatto uno scatto, è veramente un cavallo agile, molto bello. Può regalare ancora tanto. Secondo me sì, veramente, un bel cavallo Fievel. Complimenti Nino. Grazie per l'interpretazione. Leonardo Chessa per la vittoria di Fievel, era attesissimo, ha rinunciato forse ad andare anche a Firenze proprio per vincere questa corsa. Te lo dico, aspetta, se no chi ci segue non capisce. Il secondo dietro Fantastic Day, che lui si è dimostrato in progresso, era dietro Ferrovia Chirivani, poteva essere anche quella una soluzione Firenze, invece era meglio forse vincere la maglia. No, vabbè, non sono state delle scelte che avevamo deciso col proprietario, che poi a me mi ha dato carta bianca, non perché avevamo paura della categoria, però
Il cavallo giorno per giorno ci sta dimostrando un bel cavallo, non perché ho già vinto, però forse le cose buone le ha fatte precedentemente a questa, però abbiamo delle ottime aspettative sul cavallo. Sì, ci hai sempre creduto, proprio come hai detto tu, man mano che passano i giorni, un Oggi cavallo che... sicuramente non è la sua distanza 1500, è un cavallo che da 2000 inizia a galoppare. Vedremo in futuro cosa si riesce a fare con questo cavallo, però poi è un cavallo che non ti crea nessun problema a scuderia, è sempre positivo, dai, siamo fiduciosi e poi soprattutto mi fa piacere per i proprietari che sono delle brevissime persone. Senti, tu hai sempre iniziato la tua avventura questa, che sta durando ormai da 7-8 anni con la San Giuliano, però hai avuto anche la possibilità di allenare mezzo sangue, una linea che è quella dei sedini, insomma quella linea che si ripete poi nel tempo. Dai, sì, no, mezzo sangue li ho allevati anche magari in percentuale inferiore, però qua ce li abbiamo e per forza dobbiamo lavorare con loro, però ci sono dei soggetti che sono abbastanza positivi, che comunque sia è come allenare il puro sangue, dai. Sono validi. Abbastanza validi. Complimenti a Leonardo Chiesa, si dimostra sempre quest'anno perlomeno sulla cresta dell'onda, e in bocca al lupo per quello che sarà il futuro della tua scuderia. Grazie.